Scontro frontale all'alba a San Michele al Tagliamento, muore una 21enne di Giussago di Portogruaro di ritorno da una festa. L'ultima telefonata della ragazza: mamma, sto arrivando. Buonasera ai telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, ben trovati. Questa è l'edizione di Venezia dei nostri notiziari. In primo piano c'è purtroppo la cronaca nera, schianto mortale questa mattina sulla provinciale 74, la strada che collega Bibbione a San Michele al Tagliamento. A perdere la vita è stata una 21enne di Portogruaro che tornava da una festa drammatica, la sua ultima telefonata alla mamma. Sentiamo i particolari nel nostro primo servizio. Mamma, pochi minuti e sono a casa. Così Federica Drigo, 21 anni, aveva rassicurato i genitori. Stava tornando da una festa, allegra e spensierata. Fra qualche giorno sarebbe ripartita per Monaco di Baviera, dove lavorava da circa un anno. Ma la giovane a casa non è più tornata. La sua auto, una Panda, si è scontrata frontalmente contro una Opel Astra che procedeva nel senso opposto. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori. Federica incastrata fra le lamiere. A nulla sono serviti i tentativi dei medici per strapparla alla morte. Ricoverati in ospedale gli occupanti dell'altra macchina, 2 kosovari di 29 e 26 anni che stavano andando a lavorare. Un destino assurdo, la coppia ferita abita proprio accanto all'abitazione di Federica, insomma, i vicini di casa. E rimane la sequenza di una tragedia assurda. A causare l'incidente forse una distrazione o un colpo di sonno. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Ferme una accanto all'altra le auto, le lamiere accartocciate e sprazzi di una vita cancellata in un attimo, troppo presto. Dentro una delle vetture squilla un cellulare, qualcuno che ancora non sa dell'incidente, non sa e prova, ma nessuno potrà rispondere. Federica si porta via il sorriso e l'allegria dei suoi 21 anni. Promessa del patinaggio artistico, aveva praticato questo sport per diversi anni. Poi, finita la scuola, il lavoro che l'aveva allontanata da casa. Ma lei ogni tanto tornava per abbracciare la famiglia e salutare gli amici. Era qui per una breve vacanza. Su Facebook aveva scritto festa, festa. Era felice ed oggi le lacrime hanno corso via internet con messaggi su messaggi di amici che hanno voluto ricordarla e dirle ciao. Un vero e proprio tam tam fra i giovani. Facebook è lo strumento maggiormente utilizzato dai ragazzi. Si parlano, si scambiano idee, si salutano, si dicono addio. Rimane la foto di Federica, le sue ultime parole, rimane quel sorriso colmo di sogni e speranze. Tutto si è infranto sulla provinciale 74, via Falcomer, all'altezza della località Marinella, a pochi passi da casa.